I viticoltori veneti se la ricorderanno bene l'estate del 2014, quella della grandine, dell'acqua, tanta e della peronospora, aspetti coincidenti in modo particolare per segnare questa vendemmia che inizierà a giorni. Le stime parlano di un calo di produzione del 5-10%, calo più sensibile nelle province di Treviso, Verona e Vicenza, situazione stazionaria o inferiore di pochi punti percentuali nelle altre. E pensare che era iniziata bene, a metà giugno le previsioni erano ottime, poi la pioggia si è accanita, portando con sé la peronospora e la botrite, una situazione che non si presentava dal 1995. A soffrire meno le pianure del Veneto meridionale, meno battute dalle piogge. Oppure in quelle aree, tipo l'alta pianura con i suoli ghiaiosi o le aree collinari meglio esposte, dove hanno sofferto un po' meno per questi continui ristagni idrici e per questa vegetazione continuamente bagnata anche per 12, 15, 17 ore al giorno. Le previsioni qualitative parlano di valori zuccherini medi, nel dettaglio poi le situazioni sono anche molto diverse nelle province. Nell'ovest veronese il calo di produzione di uva si attesterà sul 20%, nel Vicentino va dal 5 al 15%, nel Bellunese invece i vitigni, soprattutto quelli biologici, saranno quelli che avranno sofferto meno. Conta il fatto che Belluno è comunque una realtà dove le precipitazioni sono molto più frequenti rispetto alle altre aree, per cui i viticoltori sono un po' più abituati a fronteggiare situazioni di emergenza. Preoccupazione nel Trevigiano, anche se le uve del Prosecco in particolare non dovrebbero destare allarme. La collina è sempre avvantaggiata rispetto alla pianura proprio per una maggiore ventilazione, per un più facile sgrondo delle acque e così via. In questo caso le uve in questo momento si presentano di buon aspetto. Un'estate quindi che ha messo a dura prova i viticoltori. Che hanno costantemente lottato contro le principali patologie per tutto il mese, o la seconda metà del mese di giugno e per tutto quanto il mese di luglio, fino ad arrivare a questi giorni ancora a dover fare degli interventi.